Negli ultimi anni di questo periodo mi sono arrivate queste minacce, queste partecipazioni di matrimonio. E pensa da me ha iniziato in coetaneo, picciotto, ogni volta il suo periodo mi scanto, quindi faccio questo avviso, picciotto, scoitate per me. Se invitate il 28 luglio su tope, quello solo con 40 gradi all'ombra, dovrebbe essere illegale. Minchia. C'è il tizio che si sposa e ci ha invitati. Ma quando? A luglio. Ma siamo ad aprile. Se lei l'ha dimenticato. Ma... E si è ricordato di me in quel momento. Ma ti ho fatto qualche cosa che ti sei ricordato di me? Io apprezzo che voi per le vostre nozze ci teniate ad avermi. Ma visto che ci tenete così tanto, mi dovreste pagare voi a me. Ecco qua 1000 euro. Se ci tieni, mi fai un bel regalo. Se ci tieni, il pensiero è tuo, ma che mia, Joyce. Siccome nessuno mi paga, ma è tutto rame sacchietta rico. Allora lo scuso. Come dico io, che questi non sono inviti, sono minacce, picciotte. Che poi c'è l'abito, le scarpe, il regalo, meglio se in busta o dalla lista nozze e decidiamo noi cosa ti regali. Il televisore quello 140.000 pollici, che cazzo lo schiacci? Va nello spazio e poi ritorna e mi porta la luna per 10.000 euro. Fa caldo, devi... No! Matrimonio deve essere una cosa semplice, se avessero a fare che ne so, nozzo caleddo, a Montello le presento Ferragosto. Bello tutte che ne divertiamo occupare. Non c'è sbattimento per l'abito, fa cavolo, te che rinzalacco, non ci sono problemi, invece della torta nuziale con Samancianodo, cave 7 stati, 18 livelli, bello vassoio, recannola richiana, è una cosa antica più unica che ogni volta te ne vai con tutta la glicemia, non lo so, che hai detto no al vassoio e sì al vassoio. Buffet di antipasti, il buffet prima degli antipasti, quindi tu ci dai dentro perché poi stanno ripetiti i pranzo con mangiare niente, poi da 7 tavole e c'è l'antipasto a diario, o primo, una voce primo, secondo, una voce secondo. Attentato all'esistenza. Sì, ho conosciuto gente che è morta dopo i matrimoni e non ce l'hanno fatta, hanno superato la notte. Da bere, ha avuto gli champagne Don Perignon, non si è venuto, non ci piace a nodo, picciotte, meglio passito. La sposa, picciotte, invece di farla arrivare la Ferrari, la fa venire con la pena. Ho visto fare liste per gli invitati e sono una cosa incredibile. Andare a cercare nell'albero genealogico, andare proprio all'anagrafe. Allora, la zia Pina con lo zio Franco, dice, ma è la zia Pina con zio Franco? Non ti ricordi quando avevi 1 anno e mezzo? Ma era a mangiare a Chizzene con bere mai apparente che aprisse l'ultima volta quando aveva 20 anni, ora ne 34. Se no si affine, che ti interessa se si affine? Condivide mai, di come, ma chi me... No, brr.